La prima cosa che ci ha conquistati è il suo sorriso a 360 gradi, la sua simpatia, la sua umiltà, il suo amore, soprattutto per Dio, è quell'amore che ci ha trasmesso sino alla fine. L'ultima frase che lui ci ha detto è proprio questa: Dio è amore. Sono bastati 5 anni per entrare nel cuore dei fedeli empedoclini. Don Patrick, 49 anni, originario del Congo, viceparroco della chiesa di Santa Croce a Porto Empedocle, morto nell'incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio lungo la statale 115, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto, che lo ricorda come una persona gioiosa, umile, con grande umanità. Era un prete umile e andava incontro a tutti e si immedesimava nelle persone, accoglieva tutti i bambini. È bravissimo, diciamo, è una persona che seguiva la Chiesa e quindi con le persone era tutto affabile, ecco, diciamo, era una persona bravissima. Ha conquistato i bambini, i ragazzi, tutta la comunità. La comunità Santa Croce piange il suo pastore, Porto Empedocle piange un amico, perché Don Patrick era l'amico di tutti, aveva questo dono, questo talento. Una persona distinta, solare, affettuoso, umile, tutte le virtù le aveva lui. Per voi fedeli era un punto di riferimento? Sì, lo volevo bene noi, Don Patrick. Ci mancherà. Grande commozione dunque tra gli empedoclini, tutta la comunità, ha dichiarato il sindaco Firetto, piange l'uomo e l'apprezzato sacerdote. Intanto in queste ore alla Camera Mortuaria del San Giovanni di Dio di Agrigento sono accorsi numerosi parroci e rappresentanti della curia arcivescovile prima dell'estremo saluto al tanto apprezzato Don Patrick.